Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha affermato nel suo intervento al primo forum nazionale sul turismo sostenibile sui siti patrimonio dell'umanità a Castelbrando, a Cison di Valmarino, che ospitare in Veneto il primo forum nazionale sul turismo sostenibile ha un significato importante. Siamo tra le regioni italiane con il maggior numero di siti UNESCO, una terra che ha saputo crescere in termini economici grazie anche alle importanti ricadute legate all'industria turistica, un comparto che ha superato le cifre da record del 2019 con un boom di turisti stranieri aumentati molto rispetto al 2022, tanto da superare il record del 2019. Anche il numero di italiani è largamente superiore, seppur non ancora nelle presenze, ha affermato. In queste settimane continuiamo a registrare ottime presenze, agevolate anche dal meteo, quindi ci aspettiamo dati eccellenti in chiusura d'anno. Il mare, il lago e la montagna hanno contribuito in maniera determinante e continueranno a fare la parte del leone con le grandi città d'arte, ma per raggiungere questo primato, confermandoci nuovamente come la regione più turistica d'Italia, il riconoscimento dei siti UNESCO rappresentano un tassello fondamentale. Essi debbono essere considerati i punti di partenza che impegnano le istituzioni a tutti i livelli a mettere in atto iniziative di prevenzione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, ha proseguito il governatore. In questi anni abbiamo dimostrato la capacità del Veneto di guardare al futuro e questa vetrina nazionale ci permetterà ancora una volta di raccontare l'unicità dei luoghi veneti, 9 siti UNESCO, 2 riserve MAB UNESCO, il Delta del Po e il Monte Grappa, ai quali si aggiungono l'Arte delle Perle di Vetro patrimonio immateriale e la recente iscrizione del Tocatì al registro delle buone pratiche di salvaguardia, una sapiente combinazione tra cultura, turismo e sport. Questa è la formula vincente che valorizza le bellezze, gli antichi mestieri, l'enogastronomia, le eccellenze del nostro territorio, l'arte e il paesaggio. E tra un anno, ha affermato, conto di ospitare nuovamente questo appuntamento per celebrare il 10° sito UNESCO del Veneto. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopocena per i nostri cocktail, i nostri drink.